Buon pomeriggio a tutti chi è in sala, chi ci sta ascoltando e chi ci sta vedendo tramite i canali YouTube, video e sui social già collegati. Importante evento oggi, ricordando Tarcisio Benedetti, un grande uomo. Però prima di iniziare voglio ringraziare, e ho anche questo l'onore di presentare oggi, in questo giorno importante per l'USR CISL del Veneto e la CISL di Verona, questa importante iniziativa di un ricordo. Ringrazio la moglie Alba di essere presente qui con noi oggi per questa importante iniziativa che darà seguito sicuramente anche ad altre che ci saranno nelle prossime settimane come testimonianza importante. Ringrazio il collega e segretario regionale Gianfranco Refosco della CISL del Veneto proprio per essere qui tutti insieme anche in questa testimonianza forte. Un ringraziamento a voi presenti, anche agli amici delle altre organizzazioni sindacali presenti in questo importante appuntamento oggi pomeriggio. Il 26 gennaio il mio primo incontro con Tarcisio Benedetti. L'ho incontrato, mi ha cercato, voleva conoscere il segretario della CISL di Verona, Giampaolo Veghini, che sono io. Ecco, così anche mi presento per quelli che non mi hanno finora conosciuto. Mi ha raccontato di un paese lontano, in cui ha vissuto un lungo periodo in anni addietro, e mi ha raccontato del Cile. Subito l'ho guardato e ci siamo tanto anche guardati nel viso in un momento perché in un momento della pandemico come siamo adesso avevamo ormai l'ho conosciuta mascherina di contatto, non potevamo. Allora in quel momento gli ho detto guarda siamo in sicurezza, è meglio che ci guardiamo bene in faccia perché il tuo racconto non è qualcosa di nuovo, ma qualche giorno fa, perciò qualche giorno prima, avevo ricevuto in dono di un periodo natalizio anche il suo libro, Alborada, un libro fantastico, eccezionale, che già io in un webinar che avevo organizzato con il Movimento Federalista Europeo ci aveva dato spunto e lui con Tarcisio proprio di ragionare su questo, dove molte persone, in questo caso Tarcisio, decidono di trascorrere una parte della loro vita all'estero, ma non c'è nulla di strano su tutto questo. Ma cosa che ho scoperto in seguito è che grazie al suo contributo che è caduta una delle più sanguinose dittature. Questa è una cosa importante che dobbiamo ricordare. Un sanguinea dittatura del XX secolo, l'11 settembre del 73, infatti un colpo di Stato guidato dal generale Pinochet rovesciò il governo democraticamente eletto di Salvador Allende, dando vita a una delle dittature più sanguinose della storia, 40.000 vittime. Ricordiamo questi passaggi perché nella nostra storia che dobbiamo sempre studiare ma anche riportare i giorni nostri come realtà che ci sono. Ma cosa ci lega oggi Verona al Cile? Cos'è che ci lega tutti noi oggi con questa iniziativa riportarla sul nostro territorio? Tarcisio l'ha dimostrato ancora di più, lo dimostra ancora adesso. Noi abbiamo a Verona il Movimento Laici America Latina, questa parte della Chiesa legata molto con una presenza in America Latina, non solo come laici, ma anche come preti, suore, che tutti i giorni e tutto questo periodo hanno lavorato e lavorano in quel territorio. Ricordo la Mondadori, un'azienda straordinaria negli anni 70-80 per il nostro territorio, una realtà importante a livello europeo, che ha dato possibilità di lavoro a più di 4.000 persone per un indotto di 25.000 persone, dove Tarcisio era un operaio meccanico e delegato della CISL. Questi sono passaggi importanti che hanno mosso proprio anche in quel periodo una forza importante di visione, di allungare, di poter guardare oltre con la storia che può aver avuto Tarcisio ancora prima nella sua esperienza, la chiamo così seminariale, perciò la prima parte che l'ha portato in Cile per poi ritornare qui sempre a Verona, avere l'esperienza in Mondadori, scusate se sono molto sintetico, non voglio fare la storia, ma una presentazione deve essere anche significativa, per poi, grazie a importanti personaggi anche del nostro territorio, posso citarne uno, Mario Zoccatelli, che è stata la persona che l'ha chiamato e gli ha detto: ehi, guarda Tarcisio, vieni in Cile, abbiamo bisogno di te.
Abbiamo bisogno di un sostegno per rimettere in piedi la democrazia in quel paese. Queste sono cose che guardate, non voglio, ma la pelle d'oca, se qualcuno viene a toccarmi, viene adesso perché sono momenti delicatissimi e importanti della storia delle persone che abbiamo in questo momento. Persone come Mauro Zoccatelli che hanno frequentato il nostro centro studi, perciò lavorano da noi, poi Tarcisio ha avuto esperienze anche con gli amici dello PCGL, cioè tutti questi passaggi fatti che sono importanti per far fronte, e altre conoscenze, ricordo Graziano Zambelli della segreteria CISL, cioè tutte persone che in quel momento hanno fatto parte, per non lasciare per ultimo, ma una cosa importante che ringrazio sempre di cuore per il loro apporto che hanno anche in questo momento di solidarietà, l'ISCOS CISL, la nostra organizzazione per lo sviluppo delle comunità che c'è in questo momento, la nostra ONG collegata alla CISL che tanto aiuta i territori martoriati anche in questo periodo, per non parlare dell'Afghanistan o degli altri territori che abbiamo anche vicino ai nostri confini. Esperienza importante, che io, guardate, la mia presentazione anche per i tempi che abbiamo oggi è molto, deve essere molto sintetica, però vi lascio con una frase di Salvador Allende che secondo me, leggendo un po' il libro di Tarcisio Alborada, poi guardando un po' anche, mi ha proprio coltivato la voglia di approfondire anche la storia, e proprio da qui parto. Salvatore Allende dice: la storia è nostra, la fanno i popoli, perché è troppo vero, è troppo bello, è troppo giusto e opportuno. Questo è Salvador Allende. Adesso vi lascio a un video che fa un percorso sulla vita di Tarcisio, un video importante, un video che ringrazio anche chi ha lavorato per produrlo, per farlo, per tutto questo periodo, e vi lascio alla giornata di oggi. Buona giornata a tutti. Gracias a la vida che mi ha dato tanto. 12 giugno 1974, Genova. Sono passati pochi mesi dal golpe e due giovani sposi, Alba e Tarcisio, freschi di nozze, si imbarcano a Genova con la motonave Verdi. Sono diretti a Valparaiso. Un viaggio di nozze molto particolare, come ricorda Alba. È stato un viaggio bellissimo, però ci siamo trovati in una città, praticamente era una città, dove la maggior parte delle persone, tantissime, erano cileni che rientravano felici perché finalmente c'era la libertà, c'era Pinochet. Cosa spingeva Alba e Tarcisio ad attraversare l'oceano per arrivare in un paese ormai sotto il tallone di una spietata dittatura? Per capirlo, dobbiamo fare, in questa storia, un passo indietro di 27 anni. 1947, San Pietro in Cariano. Il 13 ottobre nasce, in questo paesino della Valpolicella, Tarcisio. È il sesto figlio di Gabriele Benedetti, elettricista e attivissimo nella vita civile della comunità, e di Clementina Manara, già operaia tessile. Poi arriveranno altri due fratelli. Da ragazzino passa i periodi estivi con gli zii paterni, Regina e Tullio, che è prete. Ricorderà Tarcisio che lo zio mi leggeva il cuore di De Amicis. Quando mi leggeva dagli Appennini alle Ande, si commuoveva anche lui. Mai avrei immaginato che quei luoghi mi sarebbero diventati familiari. Una premonizione. 1962, Vaticano. A ottobre del 1962,
Papa Giovanni XXIII apre il Concilio Vaticano II. Un vento di cambiamento scuote la Chiesa cattolica e la società civile, in Italia come in molta parte del mondo. Tarcisio, che con la famiglia si è trasferito a Verona, studia da meccanico e frequenta la parrocchia dove diventa leader di un gruppo di ragazzi e ragazze che pubblica un giornalino. Un'altra premonizione. Intanto in Italia si diffondono le idee di Dom Helder Camara e di Paulo Freire. Don Milani, da Barbiana, afferma che l'obbedienza non è più una virtù. Attraggono i giovani verso l'impegno politico a favore degli oppressi. 1965, Verona. Tarcisio, diciottenne, entra in seminario dove conosce Guerrino Zandonà. Io mi ricordo ancora il primo giorno che è entrato in seminario, che era un po' stravolto perché lui era abituato ad avere tutto un giro di amici, di giovani, e lì invece lui ci vedeva un po' ristretto, un po' compresso. Inizia un'esperienza complessa e controversa. Anni di faticoso studio. Il problema diventava quello di prepararci con filosofia, con storia, con latino agli studi teologici, mentre invece noi venivamo da un'attività molto più semplice, più pratica, eravamo operai. Rimane però irrefrenabile la sua voglia di vivere, di stare insieme agli altri. Lui era un bravissimo giocatore di pallone, io difensore, lui era centrocampista, e nel momento in cui facevamo per esempio il carnevale eravamo sempre, lui si vestiva da vescovo e io da frate. Ma questo percorso gli sta stretto. Scriverà: il mio sguardo era sempre rivolto al seminario per l'America Latina adiacente al nostro liceo. A noi interessava una vita ecclesiastica, una vita più attenta, come Don Milani, come Frei, come Camara, come Martini a Milano, che ci desse una spinta, come adesso sta facendo Papa Francesco, insomma, cioè una vita più attenta al sociale. 1973, Verona. La distanza di vedute tra il seminario e i due giovani aumenta fino a provocare un reciproco distacco. Il rettore al seminario diocesano ci ha detto: voi aspettate, non vi ordiniamo. Io ero già diacono e il nuovo rettore ha preferito fermarci. E noi abbiamo detto: vabbè, aspettiamo. Abbiamo finito gli studi di teologia e siamo andati a lavorare 3 mesi, ci hanno assunti come impiegati da Mondadori per 3 mesi nel 73 e poi il seminario ci ha in qualche modo messo nelle condizioni di dover decidere noi di non continuare e passare all'ordinazione sacerdotale, per cui abbiamo detto: se non possiamo essere preti operai, preti sociali, almeno facciamo gli operai. Continuano però a frequentare il CEIAL, Comitato Episcopale per l'America Latina, da cui, successivamente, nasce il Movimento Laici per l'America Latina. Del CEIAL c'era un bel gruppo a Verona di laici ed era un'attenzione soprattutto all'attività che si stava svolgendo in America Latina per poter in qualche modo capire cosa stava succedendo con la teologia della liberazione in Argentina, in Cile, in Brasile. Tra i giovani che partecipano alle attività del gruppo c'è anche una giovane infermiera, Albina Bontempi, per tutti Alba. Prima ci troviamo a San Luca che è una parrocchia dove ci incontravamo come gruppo CEIAL. Poi matura l'idea di una condivisione anche di vita, quindi nasce la Comune, che è sulle Torricelle in via Castellana. Tarcisio e Alba si conoscono e si ritrovano negli stessi ideali, poi anche qualcosa di più. Al gruppo CEIAL venivano anche Guerrino e Tarcisio, però loro erano seminaristi,
Quindi i seminaristi non è che una ragazza li guarda come se fosse un ragazzo qualsiasi che incontra a una discoteca. Erano, diciamo, un po' foresti. Poi, quando Tarcisio ha avuto tutto il suo percorso di sofferenza per quello che è successo in seminario ed è venuto su alla Comune, è nato l'amore, insomma. A parte che era bello, ma era una persona molto colta, profonda, e condividevamo proprio gli ideali. Su Tarcisio, oramai semplice cittadino, ora incombe l'obbligo del servizio militare. Per chi rifiuta di partire per la leva, l'alternativa al carcere è, da poco tempo, l'obiezione di coscienza con l'obbligo del servizio civile. Quando appunto ha finito teologia e avendo questo problema di non essere ordinato, si è subito orientato al servizio civile, proprio in virtù dell'esperienza che avevamo con l'obiezione di coscienza, con il carcere che aveva fatto il nostro amico Enzo Melegari. Lui ha fatto obiezione di coscienza. Potevamo andare o in Algeria o in Cile, e naturalmente per noi l'America Latina era fondamentale. Uno può fare il missionario anche da laico, cioè può esprimere i suoi valori anche da laico. E ci siamo trovati perfettamente con l'idea, perché io ero giovanissimo, avevo 24 anni, però già lavoravo, perché io mi sono diplomata giovanissima, sempre con questa cosa dell'aiuto degli altri, l'apertura verso gli altri, cioè, quindi non c'è stata nessuna difficoltà tra di noi a fare la scelta. Certo che quando c'è stato il colpo di Stato è stata dura, però lui doveva comunque partire, altrimenti andava in prigione. Ora torniamo al porto di Genova. Per gli sposini imbarcarsi è stata una vera e propria corsa contro il tempo. Questa è stata rocambolesca proprio, cioè non arrivava il visto. Tarcisio è andato a Genova a imbarcare comunque, perché noi dovevamo prendere quella nave. Lui aveva il laboratorio di meccanica, torni, frese e tutto quello per la scuola, più tutto quello per la casa, perché noi partivamo come migranti. Io ho portato via le cose per l'ambulatorio. Luglio 1974, Cile. Dopo un mese di viaggio in mare, lo sbarco a Valparaiso, quindi a Santiago e finalmente l'arrivo alla meta. Curanilaue. Scrive Tarcisio, assomigliava in tutto e per tutto alla Macondo di Marquez, ma era vietato fare politica. Arriviamo a Curanilaue, è tutto fatto di casette di legno. Era un paese poverissimo, c'era questa miniera statale ma di carbone povero, e c'erano tutti questi contadini che arrivavano dalla cordigliera perché espropriavano, cioè i padroni vendevano per la piantagione dei pini. Per noi è stata la nostra casa, Curanilaue. Noi eravamo uno di loro erano noi, cioè la gente ci voleva un bene. A parte che ci chiamavano a me la madresita e a Tarcisio il padrecito, anche se io a un certo punto avevo una bella pancia. Si ritrovano tra i volontari italiani. Tarcisio insegna nella scuola professionale. Alba si adopera per le donne e i bambini. Toccano con mano e condividono la povertà prodotta dalle politiche liberiste del regime. E nel 1976 nasce Martina. Dicembre 1977. Tutto però precipita nel 1977. Pinochet è isolato a livello internazionale, è il paese più povero. Il 21 dicembre indice un referendum per il successivo 4 gennaio. Vuole un plebiscito per cambiare la Costituzione a suo favore. Per vincerlo deve far tacere ogni minima voce di opposizione. Viene fuori improvvisamente questa cosa, no? Del plebiscito. Nessuno ne sa niente. E arrivano i socialisti a casa. Io vedo queste persone, non so chi sono, e gli dico: Tarcisio, bisogna aiutare le persone a capire questa cosa, facciamo un volantino. Sì, però dopo arrivavano i comunisti. Ma l'è troppo lungo, ma l'è troppo corto. Comunque l'unico ciclostile che c'era era quello che si stampava il giornalino anche della scuola. E stampano questi volantini, che non era una cosa rivoluzionaria, credo io, vero? Era solo una spiegazione
qualcuno ci ha denunciato, sono venuti a bussare, Sante Bardella era il volontario che c'era giù con noi, e erano i carabinieri. Ecco il racconto di Sante Bardella. Era il 3 gennaio, Alba e Tarcisio erano partiti per Concepción, quindi ero a casa solo e ho sentito bussare violentemente alla porta. Aprendo la porta mi sono ritrovato davanti 3 personaggi che conoscevo perché erano dei noti carabinieri di Curanilaue. Mi hanno spinto dentro la casa e mi hanno fermato contro la parete tenendomi fermo e hanno fatto un giro per la casa, hanno guardato, hanno controllato, dopodiché mi hanno preso sotto braccio e mi hanno portato fuori. Ho gridato perché volevo che vedessero quello che stava succedendo, insomma. Mi hanno portato su una camionetta, a quel punto io ho detto chissà adesso dove mi portano, perché conoscevo bene la situazione dei desaparecidos chilenos, persone arrestate, portate via e poi sparite nel nulla. Mi hanno portato nella vicina caserma e hanno cominciato a farmi domande, ma dalle più stupide a tutta una serie di domande che loro conoscevano già le risposte, chi eravamo, da dove venivamo, che eravamo italiani, che cosa facevamo lì alla scuola. Finito l'interrogatorio mi hanno portato in una piccola cella con un fetore terribile perché in un angolo c'erano escrementi e vomito. Ho passato la notte, ho passato la mattina in quell'ambiente senza vedere più nessuno. Dopodiché il pomeriggio successivo mi vengono a prendere e mi dicono che posso tornare a casa. E lì ho scoperto che c'era stato subito un'attivazione generale tra le suore, era stato avvisato il vescovo di Concepción, era stato avvisato il Movimento Laici America Latina, era stato avvisato la Farnesina. Tarcisio e Alba, con Martina, in quel momento sono fuori casa. Una casualità che li salva dall'arresto. Rimane solo la fuga. Una famiglia molto amica, quando ha saputo che i carabinieri ci cercavano, cosa hanno fatto? Si sono messi alle 2 fermate degli autobus e ci hanno aspettato e ci hanno portato a casa loro, a rischio della loro vita, perché loro si rischiavano la vita. Ci hanno tenuto lì tutto il pomeriggio e poi la sera le suore, i sacerdoti ci hanno portato fuori da Curanilaue. Quindi, passato i 3 giorni del plebiscito praticamente, io sono arrivata a casa, avevo i bauli pronti, i sacerdoti mi hanno caricato bauli, documenti, da lì ci hanno portato al treno, quindi a Santiago ci hanno ospitato delle altre suore. E lì è successo un episodio. Martina era piccolina, perché era piccola, e uscita dal cancello non la trovavamo più. E quindi anche lì c'è stato il panico generale, perché se non la trovavamo dovevamo andare ai carabinieri a denunciarci. E lei, piccolina, ha visto dei bambini, le ha dato la mano. Io ho visto un bambino in bicicletta e le ho detto corri, guarda se c'è una bambina bionda, e me l'hanno riportati i bambini. Anche lì eravamo nel panico, perché assolutamente i militari non ci dovevano prendere, finché abbiamo fatto un percorso di ritorno. Da Santiago alla Bolivia e poi all'Ecuador. Oramai sono in salvo. Poi il ritorno in Italia. Ma la storia non finisce qui. 1987. In Cile le cose stanno cambiando. La dittatura è in difficoltà e cerca nuovo consenso con tutti i mezzi, compreso l'inganno e la strumentalizzazione della visita di Papa Wojtyla. Così ci descrive la situazione Armando Sanguini, in quegli anni ambasciatore d'Italia a Santiago. Vorrei partire dal 1986, e cioè l'attentato che viene fatto contro Pinochet, fallito, però dà una scossa a tutto il paese e Pinochet si rende conto che deve fare qualche cosa. La pressione internazionale, arriva l'idea del referendum. Il Papa viene coinvolto, suo malgrado, però la presenza del Papa per i cileni rappresenta il fatto che c'è un altro leader oltre a Pinochet,
che è un effetto psicologico importante. Comunque si comincia la mobilitazione che ha dei punti di riferimento fondamentali: la Vicaria della Solidarietà del grande arcivescovo di Santiago, l'idea della concertazione fra tutti i partiti e la strumentazione, tra cui Alborada, ma con due difficoltà: un referendum basato sul no, che di solito è esattamente il contrario, che i referendum sono per un sì. Due, la polarizzazione del paese. Ebbene, si inventa un no di allegria, l'allegria già viene. Facciamo un lavoro di riconciliazione nazionale, abbattiamo questo signore con un tratto di penna. Questi sono gli elementi che costituiscono lo sfondo su cui si innesta il referendum dell'88. Tarcisio, da quando è tornato in Italia, lavora alla Mondadori, dove è anche delegato della CISL. È tornato sui banchi di scuola per conquistarsi il diploma di perito e arriva la seconda chiamata per il Cile. La storia nasce con il colpo di Stato in Cile, la persecuzione dei sindacati e delle varie forze sociali del paese, l'esilio in Italia del presidente della coordinadora, del leader della coordinadora sindicale Manuel Bustos, che ha passato un anno presso la CISL nel 1983, rafforzando quei legami che la CISL aveva stabilito. Noi parliamo della CISL di Carniti, la CISL di Marini, la CISL di Colombo, la CISL di Merli Brandini, la CISL di Gabaglio che aveva dato quella spinta, quell'apertura internazionale all'azione sindacale. Ecco, tutto questo ha fatto sì che ci fosse questa attenzione forte e questa considerazione che la realtà dei sindacati cileni, la realtà sociale cilena, la realtà politica cilena era un qualcosa che ci riguardava molto da vicino. Allora, la presenza di Manuel Bustos presso la CISL a Roma ha prodotto alcune idee, e una delle principali che è uscita è stata proprio quella di sostenere la voce dell'opposizione democratica. l'ISCOS, l'Istituto della CISL per la cooperazione internazionale, ha risposto alla richiesta più urgente, l'apertura di un ampio centro grafico, un progetto di ben 4 miliardi di lire, cioè 2 milioni di euro, ed è qui, nell'avvio e nello sviluppo del centro grafico denominato Alborada, ALBA, e nella formazione del personale che la figura, la professionalità, la generosità di Tarcisio Benedetti si sono mostrate preziose, straordinariamente uniche direi, insieme al convinto sostegno di sua moglie Alba, Alborada in spagnolo, e a mio avviso non è assolutamente una pura coincidenza. Non c'è tempo da perdere. Pinochet punta a farsi rieleggere presidente con un altro referendum. Va data voce all'opposizione. Tarcisio, insieme a Mario Zoccatelli, anche lui della CISL, vola prima in Cile e poi negli Stati Uniti per porre le basi della nuova impresa. Trovare il capannone, acquistare una nuova rotativa a Chicago e dei programmi di grafica a New York. Aprile 1988. Aeroporto di Villafranca di Verona. Alle 7:30 del mattino l'intera famiglia Benedetti, compreso l'ultimo arrivato, il febbricitante Gabriele, parte per il Cile. Trovano casa nella capitale e non in un posto qualsiasi. Siamo vicini di casa di Augusto Pinochet, perché inizialmente ci avevano trovato casa di fronte. Io ho detto no, mi rifiuto, cioè io aprire le finestre, vedermi i militari davanti, assolutamente no. Di lato, cioè praticamente c'era un piccolo parco, poi c'era la nostra casa, e questo serviva un po' per depistare un attimo le cose. Anche qui Alba è in prima linea con le donne e i bambini.
Io specificamente mi interessavo, ero fisioterapista, nel campo dei bambini per il problema dell'asma e dovuto allo smog, delle donne, della violenza delle donne, con l'ostetrica sulle giovani incinte, imbarazzate, le adolescenti imbarazzate, cioè ragazze di 13 anni, 12 anni, incinte, le portavamo avanti nella maternità. Poi c'erano i gruppi di donne per i problemi dell'ipertensione, eccetera, sempre con questo consultorio. Anche le rotative di Alborada si mettono in moto dopo poche settimane, il 24 maggio. Messo in sicurezza il capannone. Hanno incominciato velocissimamente a stampare. Questo è il racconto di Tarcisio su Alborada. Abbiamo incominciato a stampare e ogni giorno che passava diventavamo sempre più padroni della macchina. Hanno stampato prima il Fortin, che c'è tutta, si sa da dove veniva, che era il giornalino del mercato praticamente, degli ambulanti, no? Andiamo avanti un paio di mesi finché diventiamo proprio padroni della macchina, quando arriva un grosso problema. Perché? Perché l'altro giornale, il giornale della Democrazia Cristiana, che si chiamava L'Epoca, e sono venuti da noi a chiederci: ci stampate anche il nostro giornale? Era una decisione estremamente delicata, perché stampare con la stessa macchina tutti e due i giornali di opposizione era una cosa troppo pericolosa. Però insomma alla fine il momento è troppo delicato, dobbiamo assolutamente fare in modo che anche L'Epoca venga stampata, e abbiamo accettato. Quindi non vi dico adesso il lavoro che ci abbiamo messo, abbiamo dovuto dividere in 2 turni il lavoro, uno faceva il turno del giorno, un altro faceva il turno della notte. Intanto si avvicinava il referendum, incominciavano ad arrivare tutti i lavori di propaganda, eravamo sommersi dal lavoro. Pensate che noi abbiamo stampato il 70% di tutta la propaganda per il no a Pinochet. Quindi dovevano far partire i giornali del Fortin e della Epoca, prima per la provincia e poi per la città, quindi andavano tutta notte a full. Dopo è successo che hanno buttato una bomba dentro al quotidiano del Partito Comunista, quindi tutto quello che c'era da stampare dell'opposizione veniva stampata lì, quindi hanno dovuto mettere in sicurezza tutto il capannone perché non buttassero dentro delle bombe, mettere dei generatori potenti perché buttavano le bombe e i tralicci, quindi rimanevi tutta notte senza corrente e loro dovevano andare fuori. Quindi grossi generatori, e tutto questo l'ha fatto Tarcisio. Praticamente se Alborada ha potuto vivere è perché Tarcisio ci ha messo l'anima e il corpo veramente. E Cuevas, esule cileno, a darci il senso pieno di questa impresa. Una ventina di persone erano quelli che lavoravano nelle macchine. Poi c'era un altro piano dove c'erano tutte le attività amministrative e le attività commerciali. E poi c'era tutto il settore della distribuzione. Cioè arrivavano in continuazione camionetti che portavano, camion che portavano la carta che bisognava scaricare e il materiale che usciva già stampato. Lui faceva tutte le attività, era una cosa incredibile. Cioè, lui lì era il capo di questa grande, enorme tipografia, perché bisogna tenere presente che stampava 2 quotidiani. Lui faceva tutto, sistemava, puliva le macchine quasi con quasi con un certo affetto, no? Una cura incredibile verso gli strumenti con i quali lavorava. Lui mi ha detto che c'erano state minacce, c'erano state telefonate, e c'erano state anche così avvertimenti. Io ricordo ad esempio la seconda volta che andai e mi ha fatto vedere 2 persone che erano all'angolo della strada, no? E mi ha detto: guarda, quei 2 lì sono 2 poliziotti che ci vengono sotto controllo. C'era molta attività di uno spionaggio aperto
sfacciato da parte della dittatura. 5 ottobre 1988. Più di 7 milioni di cileni sono chiamati al voto. 2 le opzioni. Sì a Pinochet per altri 8 anni, no al dittatore. L'esito non è così scontato, ma alla fine la vittoria è netta. Il giorno fatidico del referendum eravamo tutti lì, tutti i giornalisti italiani stavano a casa nostra, che poi è la casa degli italiani, e quella notte si ebbe un brivido intorno alla mezzanotte perché corse la voce di un possibile movimento di truppe, quindi che potesse far saltare il referendum. E fu un momento terribile e durò un paio d'ore, poi piano piano questa voce si dissolse e venne fuori la notizia strepitosa: avevamo vinto. Dico avevamo perché era anche una vittoria di tutti noi e dell'Italia, e uscimmo in strada per tornare al mattino stravolti di stanchezza ma felici per la restituzione della democrazia a questo grande paese dell'America Latina. Una vittoria che Tarcisio non ha però modo di festeggiare. Tutti scesi in piazza, tutti nell'Alameda, tutti a festeggiare. Purtroppo Tarcisio era venuto in Italia perché sua mamma era morente. Il percorso verso la democrazia non è ancora completo. Alborada e Tarcisio non si fermano. Bisogna vincere anche le prossime elezioni presidenziali. Dopo c'è stata tutta la campagna per Aylwin, perché ha dovuto fare tutta la campagna, è stata stampata tutta in Alborada. Patricio Aylwin, candidato della Concertazione Democratica, è eletto Presidente della Repubblica. Pinochet gli consegna la fascia presidenziale, simbolo del potere. Lascia una lunga scia di violenza, torture e morte. Ma per il popolo cileno è nata una nuova Alborada, una nuova alba. Sarà proprio Patricio Aylwin a riconoscere il ruolo fondamentale della tipografia di Tarcisio nella vittoria delle forze democratiche. Ce lo racconta un testimone diretto, Arturo Andrea Gandini. Un giorno d'estate siamo stati accolti dal presidente Aylwin perché era prevista un'intervista da parte mia nell'ambito del progetto Alborada e di Alessandro Oppes, che era venuto apposta dall'Italia per fare un'intervista per conto del giornale La Repubblica. E Aylwin fu molto esplicito, non retorico, per niente retorico, cioè disse che effettivamente la campagna del no era stata ben impostata in modo molto gioioso, molto positivo dal punto di vista comunicativo, ma senza il nostro intervento, senza l'intervento di Alborada, senza il ruolo che aveva svolto in questa vicenda Benedetti, non si sarebbe mai vinto, perché tutta la comunicazione anche delle radio e della televisione era basata soprattutto sulla comunicazione scritta, che per 6 mesi aveva rotto il monopolio informativo di Pinochet. E Aylwin confermò nel modo più assoluto e disse proprio esplicitamente: senza l'intervento degli italiani io non sarei oggi presidente del Cile. Dopo l'esperienza di Alborada, l'impegno di Tarcisio e Alba a favore degli oppressi e dei poveri prenderà altre strade, senza però mai deviare dai valori e dalle motivazioni che li avevano portati a imbarcarsi per il Cile quella mattina del 14 giugno 1974. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro. Era un papà molto presente, nonostante la distanza, e adesso mi emoziono, è sempre stato un papà molto molto vicino, e un nonno anche molto vicino. Nei pranzi di Natale, nei pranzi di Pasqua, era quello che si metteva a giocare con i bambini,
Quindi tutti lo ricordano come il lupo, per esempio, perché lui si alzava e andava a giocare con i bambini, giocava con noi, quindi per questo ti dico che era una persona molto presente, era molto, molto speciale, ecco. Me ha dado el oído que en todo su ancho. Tarcisio era una persona giusta che ha vissuto tutta la vita per cercare l'uguaglianza tra le persone. Era una persona generosa, soprattutto nel suo tempo. Si dedicava agli altri con gratuità e con quell'umiltà silenziosa che fa sì che sia passato purtroppo in ombra per tutto il tempo che ha vissuto e che tramite questo bel libro che ci ha lasciato molti si siano accorti di lui dopo tutto questo suo silenzio e questa sua umiltà. Lo racconterei così. Con la palabra que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, barcos, ciudades y charcos, playas y desierto, montaña, playas y desierto, montaña. Buon pomeriggio a tutti. Sono Gianni Aliotti e ho il compito, in rappresentanza dell'ISCOS, di coordinare le testimonianze che seguiranno questo video. Sono sinceramente commosso e devo ringraziare la CISL del Veneto, la CISL di Verona, per aver realizzato questa iniziativa, questo evento che avremmo voluto realizzarlo con Tarcisio, ne avevamo parlato in presentazione del libro, poi le cose sono andate come sono andate vorrei che ringraziassimo anche Roberto Soncin, responsabile della comunicazione della CIS del Veneto, per aver coordinato questo lavoro in maniera straordinaria. Il primo sono tutte persone che avete già visto nel video. La prima persona che vi presento e con cui cercherò di interagire è Nino Sergi, che secondo me è uno dei padri nobili della cooperazione internazionale italiana. Tuttora Nino Sergi è presidente emerito di Intersos, una delle principali organizzazioni non governative che si occupa di cooperazione e soprattutto di interventi umanitari e di emergenza, e che lui fondò a fine del 1992 anche con la partecipazione unitaria di CGIL, CISL e UIL. Di Intersos Nino Sergi è stato segretario generale e poi presidente operativo fino al 2015. Nino è anche consulente politico della rete Link 2007, che lui ha contribuito a creare e che mette insieme
importanti organizzazioni non governative italiane che operano nel campo dell'intervento umanitario e della cooperazione internazionale. Ecco, dopo le sue esperienze giovanili, dal 65 al 73, con i gesuiti nei paesi della fascia saheliana in Africa, nel 1974 inizia l'esperienza operaia alla Mapei di Milano e 3 anni dopo il cammino sindacale, prima nella Federazione dei Chimici e poi nella CISL milanese. Nel 1981 Nino è chiamato a Roma al Dipartimento Internazionale Confederale per seguire le politiche migratorie e quelle della cooperazione internazionale. E nel 1983, con la segreteria confederale della CISL, allora guidata da Pier Carniti e da Franco Marini, fonda l'ISCOS, che dirige fino al 1992, quando appunto fonda Intersos. E sono gli anni in cui lui era direttore dell'ISCOS, del progetto Alborada in Cile, dei progetti in Brasile con l'Istituto Cajamar, presieduto dal sociologo Paolo Freire, di cui c'è una testimonianza, ci sono anche nel video, ed era un riferimento culturale e intellettuale anche per Tarcisio Benedetti. E in quegli anni sono gli anni anche in cui l'ISCOS partecipa insieme ai metalmeccanici della CISL alla costruzione e sviluppo delle Scuola Sindicale 7 di ottobre in Belo Horizonte e poi alla costruzione della rete sindacale di formazione della CUT, quindi del sostegno al nuovo sindacalismo e alla nascita della Centrale Unica dei Lavoratori brasiliana. Ma sono gli anni anche di cooperazione con i sindacati di alcuni paesi africani, soprattutto Mozambico e Senegal. Ecco, possiamo dire a distanza di tempo che quelli sono stati progetti di cooperazione e solidarietà internazionale che hanno fatto la storia di quei paesi. Ecco, quindi vorrei chiedere proprio a Nino Sergi, che è stato protagonista di quegli anni e di quella storia, adesso di darci una sua diretta testimonianza. Grazie Nino. Grazie a te Gianni, hai fatto una lunga presentazione. Sì, quegli anni dell'ISCOS, gli anni 80, inizio anni 90 in particolare, sono stati anni che hanno espresso il grande fermento internazionale della CISL e del sindacato italiano in genere, che a mio avviso ha arricchito tantissimo il sindacato italiano. Negli anni poi la situazione è cambiata, ma anche perché il contesto internazionale è cambiato. Ecco, tornando a quegli anni, intanto prima di tornare a quegli anni anch'io vorrei, perché sono rimasto molto commosso da questo filmato, e vorrei ringraziare davvero la CISL del Veneto, la CISL di Verona, l'ISCOS per questa iniziativa e per questo filmato che secondo me non solo è bello e commovente, ma è da conservare. Io spero di averne una copia perché voglio davvero conservarlo. Tarcisio mi è stato segnalato, è stato già ricordato all'inizio da Mario Zoccatelli, anche lui di Verona, un grande innovatore. La CISL ha avuto nella sua storia dei personaggi straordinari. Ecco, Mario Zoccatelli è uno di questi, un grande innovatore, sapeva guardare lontano, sapeva individuare e sapeva valorizzare le migliori capacità nelle persone. Con lui abbiamo fatto il primissimo viaggio di perlustrazione in Cile per il progetto, quell'idea che l'ISCOS aveva di programmare un progetto che era nato dalla permanenza di Manuel Bustos, il dirigente sindacale che era stato in esilio alla CISL di Roma,
era nato da questi incontri romani e occorreva capirne la fattibilità. Lui non ha avuto nessun dubbio a propormi, appena capito appunto che la cosa si poteva realizzare e anche individuato le modalità con cui farlo, non ha avuto alcun dubbio a dire Tarcisio Benedetti è la persona giusta, non solo perché conosce già il Cile, ma perché è la persona che più di altri può realizzare questo tipo di intervento, pur difficile, pur in un contesto di grande difficoltà. Ed è così che è nata l'amicizia con Tarcisio, nelle cui mani abbiamo messo una parte rilevante dell'azione che la CISL intendeva svolgere in Cile dopo appunto il soggiorno di Bustos a Roma. Tarcisio ci ha regalato nel libro Alborada, la rotativa della libertà, il vissuto di quegli anni. Un vissuto che in realtà, come è stato più volte sottolineato, evidenziato anche dalla testimonianza di Alba, un vissuto che in realtà è un continuum ben espresso nel titolo di questo seminario, la vocazione alla libertà. Il libro infatti scorre lungo tutti gli anni della vita di Tarcisio, con le esperienze di studio, vita religiosa, volontariato internazionale, impegno familiare, sociale, sindacale, che nell'insieme rappresentano la sua spinta al bene ed alla libertà, in particolare di quelle persone schiacciate da miseria e oppressione. Lui ha accettato con molto interesse, guardate che in quegli anni non era facile in Cile, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto nel filmato, l'abbiamo sentito dalle profonde e sentitissime parole di Alba. La situazione non era semplice, era molto difficile. Lui ha accettato con interesse la proposta, dopo averne parlato in famiglia, appunto, di contribuire a realizzare un compito che nella realtà cilena comportava molte difficoltà, appunto, ma presentava anche grandi speranze e su quelle speranze abbiamo tutti creduto in quel momento. Abbiamo visto dopo i primi mesi nell'87 inizia la stampa di 2 quotidiani dell'opposizione, è stato detto, La Epoca, il Fortin Diario. Il centro grafico viene dotato di 3 macchine rotative, una importata dagli Stati Uniti, enorme, grossissima, una grande novità per lo stesso Cile, per la produzione di giornali e con un reparto anche per la produzione di riviste e di libri di qualità. Fu così, quel centro poteva così rispondere ai crescenti bisogni informativi dell'ormai rinvigorita realtà democratica, che guardate negli ultimi anni, ho usato la parola rinvigorita apposta, perché quando l'abbiamo conosciuta nei primissimi anni era ancora abbastanza demoralizzata. Sono gli ultimi anni, attraverso anche gli aiuti internazionali, che l'opposizione cilena è riuscita appunto a trovare vigore, a trovare vita, a trovare speranza. E grazie ad Alborada è stato possibile questo. Le testimonianze che abbiamo sentito l'hanno confermato. Ecco, la cooperazione italiana, grazie a governi molto sensibili al ritorno della democrazia in Cile, ha coperto la parte prevalente dei costi del progetto, che è stato molto ampio, molto costoso, ritenendolo indispensabile per uno sviluppo del paese che fosse umano, rispettoso dei diritti fondamentali e partecipato, democratico appunto. E questa esperienza è un pezzo, e guardate, dobbiamo sottolinearlo, evidenziarlo, è un pezzo della storia del Cile. E tra l'87 e il 90 l'ISCOS, in questa azione coordinata con gli altri istituti sindacali di cooperazione della CGIL e della UIL,
ha potuto sostenere in modo plurale, proprio abbiamo dato questo messaggio di grande pluralità, il consolidamento dei principali mezzi di informazione stampata e radiofonica delle forze democratiche cilene. Poi lascio agli amici Alberto Cuevas e l'ambasciatore Armando Seguini di descrivere anche meglio quel periodo e anche le attività che dopo il 1990, dopo la ritrovata democrazia in Cile, sono state realizzate dalla CISL per la formazione sindacale, il dialogo sociale, la concertazione. Ecco, perciò mi fermo lì. Su Tarcisio potrei dire tantissime altre cose, però voglio adesso terminare con un forte abbraccio ad Alba. La moglie di Tarcisio, una vita insieme, con gli stessi ideali, la stessa donazione, anima e corpo, sono parole che lei ha usato, e la stessa vocazione alla libertà. E anche a Tinella, a Gabriele, in quegli anni ragazzi, quegli anni cileni ragazzi, che hanno anch'essi portato dentro questa stessa vocazione alla libertà e li abbiamo ascoltati. Ecco, termino qui, scusate anche la commozione finale, ma anche questo fa parte del legame che unisce le persone. Grazie davvero. Grazie Nino. Il secondo testimone è Alberto Cuevas. Alberto è nato in Cile nel 1947. Viene in Italia nel 1969 con una borsa di studio. Poi, mentre sta per finire i suoi studi universitari di sociologia, l'11 settembre del 1973 in Cile, come sappiamo, c'è il colpo di Stato di Pinochet, un colpo di Stato brutale, durissimo, che provoca l'arresto, la tortura e la morte di migliaia e migliaia di cileni. Quindi Alberto non può rientrare in Cile, resta in Italia e si impegna nella solidarietà e nell'attività politico-sindacale in CISL, dove negli anni 80 e 90 dirigerà la rivista Il Progetto, oltre la rivista di ISCOS Andes. Con ISCOS Alberto collabora anche nella progettazione di numerosi interventi in America Latina, tra cui quello di Alborada. In quegli anni insegna anche all'Università di Trieste, pubblica con Edizioni Lavoro vari libri di storia sul continente latinoamericano, sul sindacato e sulla globalizzazione. Tutti libri la cui lettura, per chi vuole documentarsi, approfondire questi argomenti, ancora personalmente consiglio. Ecco, la prima volta che lui rimette piede in Cile, dopo il golpe militare di Pinochet, e alla fine del 1989, nell'ambito di una missione con ISCOS e CISL, con il compianto Mario Zoccatelli, con Franco Patrignani, che era responsabile per ISCOS dei progetti di natura sindacale, e successivamente ritorna anche nel marzo del 90, sempre nell'ambito di missioni internazionali di ISCOS e di CISL per questo progetto, e poi per anche la continuità, come ha ricordato Nino Sergi, che il progetto doveva avere anche con il rapporto di cooperazione stretta con il sindacalismo cileno, che aveva ripreso in qualche modo cittadinanza all'interno del Cile. Ecco, io ad Alberto vorrei
richiamare una cosa che lui nell'introduzione al libro ha scritto a proposito di Tarcisio. Lui scrive: l'esperienza di Tarcisio è un esempio di generosità e coraggio che noi cileni non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Alla fine del 1989 visitai Alborada e fu netta l'impressione di un'azienda realizzata con professionalità, competenza e tanto coraggio. Ho visto Tarcisio all'opera. Ecco Alberto, vorrei che tu partissi appunto da quanto hai scritto nel libro a proposito di Tarcisio, anche per collegare quell'esperienza a quello che sta avvenendo in questi ultimi anni in quel paese, a proposito di democrazia e di azzeramento di quello che è la Costituzione imposta da Pinochet. Grazie anche della presentazione così esagerata. Vorrei anch'io salutare molto affettuosamente la signora Alma, che non avevo il piacere di conoscere. Vorrei salutare Gabriele Tinella e tutti gli amici della CISL che hanno fatto questo bellissimo documento. Ecco, sì, effettivamente, io sono andato in Cile, come dicevi, la prima volta nell'89 e poi sono tornato altre 3 volte. Sono andato 4 volte e mi piaceva molto andare a vedere come si lavorava in quella tipografia. Quindi veramente sono tante le cose che potrei dire, aneddotiche, di esperienze osservate e vissute insieme. Mi piace molto però raccontare un dato. Il movimento sindacale italiano in quegli anni era molto diviso. La vicenda dei punti della scala mobile, il recupero della scala mobile aveva diviso CGIL e CISL-UIL e la federazione unitaria era distrutta. Non c'era più, no? E ciascuna delle confederazioni camminava per conto proprio. Ebbene, anche grazie al lavoro di Nino Sergi, di Emilio Gabaglio, che ha ricordato bene Nino, e di altri amici che hanno lavorato nell'ambito della politica internazionale e della cooperazione, le attività di queste 3 confederazioni, CGIL e CISL, non si è rotta. La vocazione unitaria ha seguito. E il Cile è stato, io credo, e l'ho vissuto così in quegli anni, il cemento, è stato un elemento unificatore dell'attività sindacale. Ebbene, io il Cile è un paese che in un certo modo si assomiglia all'Italia. C'erano socialisti, comunisti, democristiani, e quando furono arruolati diversi operai che dovevano lavorare in tipografia, anche lì i sindacalisti con i quali noi lavoravamo premevano per mandare quello e quell'altro e così via. L'operazione di Tarcisio fu di selezione molto rigorosa, ovviamente, però la militanza politica di quegli operai era molto presente, era molto forte. Ebbene, io mi ricordo come Tarcisio una volta ha raccontato questo che ho appena ricordato io, cioè che i sindacati italiani sono effettivamente divisi, che però sono uniti per il Cile. E allora ricordo che mentre alcuni di questi operai discutevano per alcune vicende che non ritenevano giuste, di un documento appena stampato, una rivista appena stampata e così via, si dividevano e discutevano su questo, e lui ha detto: se voi non vi unite, se non
non capite che l'unità è fondamentale, non recupererete mai la democrazia. È fondamentale. E fu effettivamente così. Ho raccontato a Roberto Sorcina anche la cura che Tarcisio aveva per la mia sicurezza. C'erano rischi veri. Poco prima che io arrivassi, un cileno che, tornato dall'esilio, era stato spinto nei binari della metropolitana quando arrivava il treno. E quindi avevo tutta una serie di divieti che non potevo fare, che l'ambasciata italiana, allora l'ambasciatore era, non ricordo il nome, un nome lunghissimo, una persona molto gentile, ci diedero tutta una serie di istruzioni, ci vennero a prendere all'aeroporto, tutte le volte che siamo andati. E Tarcisio curava molto che io stesse bene, che non prendesse un taxi qualsiasi, quindi lui era lui che a volte mi accompagnava a prendere un taxi al posto giusto e così via. Cioè c'era questa cura personale, ma soprattutto ho visto questa persona stupenda, splendida, che ha fatto tanto, tanto per il Cile, e io spero che i cileni che abbiamo tanto, abbiamo così poca memoria, così possiamo ricostruire il ruolo, le attività eroiche fatte da persone come Tarcisio, Nino, e io aggiungerei anche il personale diplomatico dell'ambasciata italiana in Italia. Cioè l'Italia si comportò così. E i cileni noi dovremmo avere più consapevolezza di questo. Adesso non l'abbiamo, però io non dispero e spero che si possa ritrovare. Ma questo va fatto solo attraverso un'attività, e quindi il libro di Tarcisio va pubblicato in Cile, va tradotto, va fatta un'attività. Io ho parlato con parecchi amici per fare questo. So che Tinella aveva preso alcuni contatti e io spero che prima al più presto possibile si faccia anche conoscere in Cile l'attività di Tarcisio, Nino e di tante altre persone che furono determinanti nella conquista della democrazia in Cile. Grazie ad Alberto. La terza testimonianza è quella dell'ambasciatore Armando Sanguini. Armando è un diplomatico italiano da sempre vicino ai sindacati. Attualmente è consulente scientifico dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, oltre che un affermato pubblicista e docente di geopolitica e relazioni interculturali. Ma dal 1986 al 1989, gli anni in cui si avvia e prende corpo il progetto Alborada, Armando Sanguini è a Santiago del Cile come ambasciatore italiano, anzi più precisamente capo missione in Cile, in quanto il nostro paese non aveva mai riconosciuto il governo golpista di Pinochet. Ambasciatore comunque Armando Sanguini lo sarà successivamente, di nome e di fatto, prima in Tunisia e poi in Arabia Saudita, oltre a ricoprire altri importanti incarichi istituzionali. Ecco, io vorrei dargli là la testimonianza aprendo il libro
nelle foto, dove c'è una foto molto bella dove l'ambasciatore sorride in una tavolata con il consiglio di amministrazione di Alborada. E questa foto dice molto di più di tante parole di quello che era il coinvolgimento e la relazione che lui, pur essendo ambasciatore in Cile, aveva con chi lavorava nella tipografia. Do quindi a lui la parola per la terza testimonianza. Grazie, ambasciatore. Grazie a lei, grazie a voi. Prima di soffermarmi un po' sul ricordo di Tarcisio Benedetti, consentitemi di fare un riferimento cattivo, e cioè l'11 settembre è evidentemente sottostato una maledizione. 73, 2001, 2021. Oggi si parla, no, di armi, di scontri, di morti. Ci si dimentica quanti morti ha fatto Pinochet, per cui i 2500 morti di New York non sono paragonabili a questo. Però io credo che una delle cose di cui sono più orgoglioso della mia vita, che è solo lunga perché sono vecchio, è quella di essere riuscito a non stringere mai la mano a Pinochet. E di occasioni ce ne sono state tante. Ma chiudo questa piccola parentesi perché un 11 settembre come quello del 2001 e come quello purtroppo, di domani in Afghanistan ci deve far ricordare che Pinochet, assassino più che dittatore, perché questo è il suo vero nome, è stato sconfitto da un colpo di penna, da un trattino. E questo è un insegnamento che dovremmo far arrivare al cuore anche degli afghani, se vogliamo veramente aiutarli a ritrovare un decente modo di vita. Detto questo, scusate la digressione, ma ci tenevo, mi è venuta spontanea. Anche perché non si parla altro che di Afghanistan, stasera devo parlare di Afghanistan, non se ne può più, purtroppo. Intanto per dire che si dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Io credo che sia vero. La testimonianza della moglie di Tarcisio ci dà la riprova, se mai ne avessimo avuto bisogno, di questa grande donna, che è accomunata, che io voglio accomunare a Tarcisio Benedetti nella loro normalità. Noi siamo affamati di eroi, siamo affamati di eccezioni, siamo affamati di iperboli. Io credo che Tarcisio e la moglie sono straordinari nella loro normalità. Noi dovremmo ritrovare questo concetto della normalità, perché con la normalità anche dei miei rapporti in Cile, io credo che l'Italia abbia fatto un grandissimo lavoro in Cile, molto superiore al cono d'ombra che poi abbiamo lasciato calare su quel paese. Io ricordo di aver incontrato il ministro Molina della pianificazione economica qualche mese dopo la ritrovata democrazia e lo vidi triste. E dico, che succede? Perché la vedo così triste? E lui mi disse, il Cile è uscito dal radar della sensibilità romana. Mi colpì molto quella frase. Perché vedete, quando io ho fatto il capo missione, giustamente si dice capo missione, ho usato la parola capo missione, non ambasciatore in Cile, perché non ero ambasciatore, anche se l'incarico di ambasciatore viene dato anche a gente che non è ambasciatore di grado, ma per una ragione politicamente
nevralgica, perché non volevamo riconoscere il governo, chiamiamolo governo, di Pinochet. Guardate anche qui il parallelismo con l'Afghanistan. Non è vero che non si può parlare, non è vero che non si può trattare. Si può trattare non riconoscendo. Io avrò visto il ministro degli esteri cileno almeno 40 volte. Ero appena arrivato in Cile quando hanno chiuso un giornale e io per la prima volta mi sono messo in macchina con la bandierina, tremavo come una foglia perché non sapevo cosa fare. Sono arrivata alla Moneda a parlare con quel ministro e gli dissi tutto il mio disprezzo umano e tutta la mia attenzione politica su quello che stava per accadere. Gli dissi: guardi, riaprite quel giornale, perché altrimenti vi renderò la vita impossibile. Finito questa breve intervista, che fu molto breve, lui fu molto cortese, freddo, gelido, ma cortese. Uscii dalla stanza e mi trovai di fronte a un nugolo di giornalisti, telecamere. Hanno cominciato a dirmi: Armando Sanguini, ma lei allora adesso... Beh, il giorno dopo ero diventato un uomo pubblico in Cile. E perché l'ho fatto con tanta passione, credetemi, mai nella mia vita sono stato tanto appassionato. Perché per la prima volta e anche negli anni seguenti sentivo dietro di me, sopra di me, attorno a me, tutto un paese, non la Farnesina, non Palazzo Chigi, non solo i sindacati, l'opinione pubblica. È vero che c'erano dei contrasti politici. Il Cile ha pagato due prezzi. Il primo è il prezzo del socialismo, poi il prezzo del capitalismo. E dobbiamo dircele certe cose, perché altrimenti non si capisce molto di quello che sta succedendo. Bene, la mia esperienza mi porta a dire che a quell'epoca i veri recalcitranti alla partecipazione al referendum erano i partiti politici. Avevano paura di perdere. Poi è arrivata quell'idea strepitosa dell'allegria già viene, la presa in giro del potere. Io credo che oggi su tanti rapporti internazionali, se tornassimo a questo spirito umano, oserei dire cristiano, ci guadagneremmo tutti e di molto. Io ringrazio la CISL per questa occasione e per i seguiti che darà a questa iniziativa, non solo per Tarcisio Benedetti, ma perché Tarcisio Benedetti ha incarnato un'anima sindacale degna di questo nome. L'ha fatto correndo dei rischi. Abbiamo condiviso momenti di paura. Io ho avuto paura, malgrado il mio CD, malgrado la mia bandierina, ho avuto anch'io paura. E quando si ha paura si possono fare tanti errori. Mi ricordo quante visite di persone che volevano capire, volevano sapere. Le ho portate a teatro per dire: guardate quanto è perfida questa dittatura, che permette ai teatri di aprire, scarpeta, perché così si ha la sensazione della libertà. E questo è criminale. Quindi io dico grazie alla CISL, ma vorrei concludere con una parola molto, molto semplice. Intanto un ricordo che ce l'ho nel cuore, l'ho anche detto nel mio servizio prima. Raúl Silva Enríquez è stato un grande uomo. Non era normale lui, perché portava avanti due croci. Quella della sua missione e quella dell'uomo politico disincantato. Io mi fermo qua perché mi hanno detto 5 minuti, rigorosamente 5 minuti, non come la pasta, non mi ricordo più come si chiama. Questo è rigorosamente attento a queste regole e, se mi consentite, vorrei chiudere invitandovi tutti, quelli che state in sala, quelli che sono collegati, fate un piccolo sforzo, senza parole retoriche, ma con un grande, sorridente applauso in piedi per Tarcisio Benedetti
e la sua signora. Grazie. Mi fate un grande regalo. Grazie all'ambasciatore Armando Sanguini e do la parola adesso per l'ultima testimonianza a Andrea Gandini, che è un rappresentante dell'associazione Macondo, associazione fondata dall'indimenticabile amico Beppe Stoppiglia. Andrea ovviamente è anche un affermato economista che si è formato negli anni 70 con Paolo Leon e ha operato anche nella FLM e nella CISL come sindacalista, ha collaborato con ISCOS in diverse missioni all'estero, in particolar modo in Brasile e in Vietnam, e ha ricoperto e ricopre tuttora le responsabilità in alcuni istituti di formazione o di ricerca, oltre che essere docente all'Università di Ferrara. Gli do adesso a lui la parola. Lui è stato comunque un protagonista anche nel progetto Alborada e nel rapporto con Tarcisio, quindi meglio di me può portare una testimonianza ulteriore anche a questo evento. Grazie, voglio ricordare soltanto alcune cose importanti che a completamento delle cose che sono state dette, che credo siano utili. L'esperienza di Tarcisio è stata sicuramente dovuta alla sua, diciamo, io la chiamerei spiritualità pratica. Lui aveva una grande spinta morale, si capisce benissimo dal video, i valori erano profondamente cristiani, l'amore per gli altri, l'amore per le persone più povere, e voleva incarnare questi valori con un'azione pratica. Fu chiamato da Zoccatelli e Sergi in questo progetto. Ricordo che questo progetto riuscì per 3 condizioni che ancora oggi sono fondamentali per le grandi imprese, cioè una grande organizzazione, CGIL e CISL-UIL, che supportava il progetto, una grande intuizione che ebbero Zoccatelli e Nino Sergi nel capire che senza diciamo una controffensiva editoriale non si sarebbe vinto il referendum, e questo era stato consigliato dal Bustos. Una valutazione attenta anche per i rischi del progetto, perché non poteva essere un'azione temeraria, quindi esisteva una finestra di potenzialità che era data dalla visita del Papa e dal fatto che sapevamo da informazioni riservate che c'era una lotta interna alla dittatura, che poi fu confermata da Mattei quando appunto si rifiutò di fare il colpo di Stato dopo la vittoria del no, e quindi c'era la possibilità di successo del progetto, cioè non era un progetto temerario, era un progetto rischioso, questo sì, e ci voleva quindi una grande organizzazione, ci voleva un'equipe, ma poi ci voleva alla fine una persona, ci voleva una persona che avesse il coraggio, che era lui che rischiava in prima persona, e che avesse anche le competenze. Ed era quasi impossibile trovare questa persona. Fortunatamente Zoccatelli lo individuò in questo Benedetti, che era un tipografo della Mondadori, che aveva tutto questo curriculum prestigioso, non solo pratico, di competenza, ma anche morale, e quindi il progetto partì. Io ho partecipato soltanto un mese, perché ovviamente ogni tanto c'era qualcuno che andava a dargli una mano, e poi per noi era importante raccogliere questa testimonianza del Presidente
Aluin, che effettivamente senza l'intervento degli italiani non si sarebbe vinto. Dopo io ho partecipato a questa cosa perché noi in Emilia Romagna come CISL lavoravamo al progetto Lula, mentre il Veneto ha fatto questo lavoro enorme col Cile, noi portavamo in particolare avanti il progetto con Lula, di cui Beppe Stoppiglia e Pippo Morelli sono stati, diciamo, i fautori. Poi dopo ne abbiamo stampato anche noi in Emilia Romagna un giornalino, Sostegno, lasciamo perdere questa storia che però è ancora viva. E voglio ricordare di Tarcisio che lui era sempre molto sorridente nel suo lavoro, era molto tranquillo, però vi assicuro che il clima non era assolutamente tranquillo. Io quando sono arrivato in Cile ho avuto una sensazione chiarissima che quando arrivi lì non c'è nessuno che ti può venire a salvare dall'Italia, siamo troppo lontani, e quindi una sensazione proprio profonda di isolamento, e quindi ci vuole il suo coraggio. Quando giravamo nella metropolitana di Santiago non c'era una scritta, un graffito sul muro, c'erano i quadri d'autore appesi per dire cosa fa la paura, cioè nessuno osava muovere un dito. E quindi poi io ho ricercato Tarcisio negli ultimi anni, perché quando è uscito il film sul Cile, su quel famoso film sull'allegria, sulla vittoria del no, io gli ho telefonato e gli ho detto: ma Tarcisio, nessuno parla di te, cioè qui hanno fatto un film sulla storia del Cile e sembra che sia stata la campagna, come ha detto giustamente l'ambasciatore, che ha svolto un ruolo enorme nel portare su i voti, ma senza l'intervento di Alborada non si sarebbe vinto il referendum. Se non ci fosse stato qualcuno che avesse fatto questo progetto, che l'avesse portato avanti e che avesse stampato per 6 mesi, diciamo, tutta la stampa di opposizione, di sostegno all'ERA, non si sarebbe vinto, e questo ce l'ha confermato Aluin. Quindi io gli dissi: ma scusa, possibile che questa storia non venga fuori? E quindi sono andato, mi ricordo, a casa dell'Alba e lui disse: sì, guarda, io mi sono messo a scrivere perché in effetti la cosa è importante. Quindi l'ho sollecitato più che possibile, ho detto: guarda, noi come Macondo, per quanto piccolini siamo, per cui a un certo punto arriveremo a Edizioni Lavoro al libro, ti diranno senz'altro: guarda, se non ci sono 300-400 copie già comprate, il libro non si fa, noi le compriamo. Noi le compriamo perché il progetto è troppo importante e deve essere conosciuto. E deve essere conosciuto perché questo progetto, e voglio concludere così, ha un grande futuro. Cioè questa storia non è una storia del passato, questa qui è una storia che può essere rilanciata, soprattutto per i nostri giovani, secondo me, e questo è che noi vogliamo fare anche con Macondo. Cioè il fatto di far sperimentare a dei giovani che è possibile andare in altri paesi, in altri contesti, supportati chiaramente da organizzazioni, quindi ci vuole un lavoro collegiale di varie associazioni, come hanno fatto per esempio l'Istituto di Rovereto, che ha mandato gli studenti della quinta superiore nel Bedin a costruire un ospedale sanitario. E questi ragazzi sono cambiati, sono profondamente cambiati, perché hanno visto una realtà di un certo tipo e, supportati da organizzazioni, i giovani possono cambiare. Quindi questo secondo me è il messaggio che ci manda anche Tarcisio. Noi possiamo lavorare con i giovani per fargli fare delle esperienze all'estero o anche in contesti, che possono essere anche quelli italiani, diversi, dove c'è bisogno di azione, di aiuto ai poveri, alle persone che sono in difficoltà, e quindi se si mettono insieme questi 3 elementi, organizzazione, equip e persone, giovani, che sono disposti a spendere qualcosa della propria vita e anche rischiare, quindi è vero che era una persona, tra virgolette, come l'Alba, normale, però diciamo erano anche persone con profondi valori, che a un certo punto hanno fatto anche delle scelte, anche in controtendenza con i valori dominanti che oggi noi abbiamo. E questo è il messaggio che secondo me noi dobbiamo portare avanti. Quindi non è una storia solo del passato, è una storia che dimostra che si possono fare grandi cose, anche se diciamo siamo persone normali. E quindi rimando un messaggio a Tarcisio, che ci sta ascoltando in questo momento, perché le persone che noi abbiamo amato e che non ci sono più e che non sono più dove sono, continuano a non essere nei posti dove noi andiamo. Grazie Tarcisio.
Grazie ad Andrea soprattutto per questo ultimo messaggio anche di speranza rivolto al futuro e anche alle cose che possiamo fare. A questo punto sono terminate le testimonianze e do la parola per le conclusioni a Gianfranco Refosco, segretario generale della CIS del Veneto. Grazie, la parola. Grazie Gianni per essere qui e per aver condotto questa giornata. Lasciatemi fare un ringraziamento a Roberto Soncin e al regista Federico Campodall'Orto che è qua anche oggi, perché il documento che è stato costruito serve non solo come momento di ricordo, ma lasciatemi fare un paio di riflessioni, è anche un insegnamento per chi agisce oggi e guarda al futuro. Ecco, io non ho avuto la fortuna di conoscere Tarcisio, è oggi un'emozione, un privilegio conoscere Alba, perché questo è un progetto, oggi ricordiamo Tarcisio, ma qui c'era una squadra che lavorava in cui Alba ha avuto un ruolo ed è stato spiegato chiaramente non di supporto ma da protagonista del progetto. E quindi oggi insieme proviamo anche a capire qual è l'insegnamento che possiamo portare a casa e provare a mettere in pratica. Io faccio due riflessioni molto, molto rapide, molto veloci, però la prima deve essere veramente un insegnamento per tutti. È possibile cambiare la storia dal basso. Questo è un esempio chiaro. In un'epoca di disincanto, di disillusione, in cui molte persone si ritraggono dall'impegno sociale, ricordare e prendere ad esempio questi avvenimenti ci deve convincere tutti che è possibile cambiare la storia, è possibile incidere nel cambiamento. Serve prima di tutto l'impegno, l'abnegazione personale, serve essere in rete con altri, mettersi in squadra, serve avere progetti lungimiranti, ma guai per tutti i soggetti, io lo dico da sindacato, sociali, ma anche per tutte le persone impegnate nel sociale, nell'associazionismo, se ci riduciamo a fare le comparse. Questo non è un tempo di comparse, questo è un tempo che ha bisogno di protagonisti. E questo esempio spiega anche come, con l'umiltà, no, il fatto che io ho scoperto questa storia quando ho visto il libro Alborada e non c'è stato il tempo neanche di avere un incontro di persona per conoscerlo bene. Però qui si è cambiata la storia. La seconda riflessione che vorrei fare è che è possibile esportare la democrazia. Però la democrazia si esporta quando c'è un movimento di persone che fonda sulla solidarietà, sulla trasmissione dei valori, il contatto, la relazione con l'altro. Gli esempi che venivano citati, di cui oggi assistiamo, un disastro per il mondo occidentale, quello che è un ritorno indietro di 20 anni avvenuto in pochi giorni in Afghanistan, dimostra che ancora una volta la guerra, la violenza, le armi non portano alla liberazione, ma creano ulteriori vincoli e ulteriori problemi. Questa è una lezione di geopolitica, questa che abbiamo visto. Come si esporta la democrazia, e questo dovrebbe essere un elemento per tutti i soggetti pubblici, politici, sociali, su come approcciare gli altri. Infine, ecco l'ultimo insegnamento che io mi porto da sindacalista e che cade in un momento particolare, è questo, che se non c'è un approccio globale anche nel fare sindacato, nel fare solidarietà, si rischia di fallire il proprio compito. È stato visionario il sindacato in quegli anni a costruire questo tipo di progetti e oggi possiamo dire che il miglior modo per tutelare i diritti delle persone, dei lavoratori, i diritti sociali è quello di farlo a livello globale, perché se ci sono alcuni paesi, alcune realtà sociali in alcune parti del mondo in cui questi diritti sono calpestati, questo ricade anche nel nostro piccolo. La risposta ai problemi locali è una risposta sempre globale e quindi
anche l'azione internazionale del sindacato deve essere rilanciata. E permettetemi di ringraziare Gianni per essere qua oggi come ISCOS, perché con l'ISCOS stiamo facendo un percorso proprio in questi mesi come CISL del Veneto, dopo 15 anni circa di fermo di attività. Stiamo riscaldando i motori e la settimana prossima, proprio il 18 di settembre, ricostituiremo l'ISCOS Veneto e lo faremo da un'esperienza molto molto concreta, che è stata costruita in questi mesi grazie a un entusiasmo anche inaspettato, per qualità e per quantità, che è stato la risposta a un appello che abbiamo lanciato come CISL Veneto a gennaio per aiutare i migranti che erano bloccati nella rotta balcanica, perché come qualcuno forse ricorda, a dicembre è bruciato il campo profughi di Lipa in Bosnia e avevamo 2000 persone che vagavano per i boschi d'inverno con il freddo e che rischiavano di morire di freddo e di fame ai confini dell'Unione Europea. Abbiamo lanciato un appello alla solidarietà ed è successa una cosa molto importante che secondo me è un elemento di speranza molto, ve lo voglio raccontare perché ci ha stupito molto positivamente. Non solo abbiamo ricevuto donazioni, una forte partecipazione delle persone, è stato un appello interno alla CISL, quindi delegati, operatori, attivisti, ma questo appello alla solidarietà ha portato poi molte aziende a donare cibo, vestiario, avevamo il problema degli abiti invernali in quel momento e ci sono stati donati da molte imprese. Abbiamo avuto tante associazioni che si sono unite a questo progetto, tant'è che abbiamo affittato un capannone che fa un po' da hub logistico, diciamo, per tutto il nord Italia, grazie all'ISCOS, e anche stiamo collaborando con un paio di associazioni austriache e tedesche, perché in questo hub che è nell'Alto Vicentino vengono raccolti, organizzati e inviati i materiali, sia cibo che vestiario che altri generi di sussistenza, medicinali eccetera, e abbiamo già nel corso degli ultimi mesi fatto almeno 3 tir pieni di materiale che è stato mandato in Bosnia e adesso vogliamo rilanciare questa campagna perché si avvicina di nuovo l'inverno. Quindi inaugureremo la settimana prossima questo hub che si trova a Zanè in provincia di Vicenza, rilanceremo l'azione dell'ISCOS, ma oltre all'azione di solidarietà riteniamo che sia necessario mettere un'azione politica perché oggi la solidarietà si fa anche costruendo condizioni di tutela anche per le persone che fuggono dal loro paese e che cercano un futuro in Europa. Ecco, quindi mi piace collegare l'esperienza del passato con le nuove progettualità che dobbiamo lanciare in futuro. Naturalmente abbiamo un debito di riconoscenza in chi ci ha messo la vita, la faccia, diciamo, l'impegno e che però ci dimostra che si può fare. Quindi un grazie a tutti per la presenza e anche un appello veramente a prendere esempio da chi è venuto prima di noi per tentare di esserne all'altezza. Grazie a tutti e buonasera. Non volevo aggiungere altre parole a quelle dette da Re Fosco, se non quello di ringraziare tutti i presenti che hanno voluto testimoniare il loro affetto e il loro interesse ad una storia di persone che hanno fatto grande la CISL, hanno fatto grande il sindacato italiano, perché abbiamo fatto la storia in determinati paesi e sarebbe veramente una cosa sbagliata non recuperare la memoria, la nostra memoria, per giocarci il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e la speranza di un sindacalismo che recuperi determinati valori, l'eticità e una capacità di azione sia a livello locale, sui posti di lavoro, ma sempre più anche in una dimensione globale, perché
questa è la mia esperienza, il sindacalismo non ha futuro se non riesce a creare e a controbilanciare lo strapotere delle imprese transnazionali e della dimensione economica che ormai non si controlla, non si gestisce nei singoli paesi. Quindi grazie a tutti, spero di essere stato in grado di coordinare i lavori e di aver risposto un po' alle vostre aspettative. Grazie.